Ben ritrovati dalla redazione. Una donna è morta a seguito di una rovinosa caduta in un dirupo mentre stava effettuando un'escursione in montagna a Taipana, Udine. A lanciare l'allarme sono stati alcuni dei suoi compagni di uscita. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso sanitario della Sores FVG e i tecnici del SAS che hanno raggiunto la donna, la quale aveva fatto un volo di alcune decine di metri finendo all'estremità del burrone. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso. Nella richiesta di intervento urgente formulata al 112 non si escludeva che l'origine della fatale perdita di equilibrio ci potesse essere un malore. La sentenza della Corte Costituzionale che vieta il terzo mandato fa specifico riferimento alle regioni ordinarie. Non riguarda invece le regioni a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia. Questa regione, infatti, avendo una competenza legislativa esclusiva in materia, potrebbe legiferare prevedendo invece un terzo mandato per il governatore in carica. A Palazzo Metternich, sede dell'Ambasciata d'Italia a Vienna, si è svolto l'evento Go 2025 Nova Gorizia, Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, organizzato dall'ente Promoturismo FVG in collaborazione con l'ufficio Enit di Vienna. Negli interventi è stata rimarcata la grande importanza che riveste questa nomina congiunta per Gorizia e Nova Gorizia, che rappresentano un modello di riconciliazione tra due comunità a lungo divise. In particolare l'ambasciatore Giovanni Pugliese ha ricordato che l'esempio e l'esperienza di Gorizia e Nova Gorizia è stata resa possibile non solo dalla lungimiranza dell'Italia e della Slovenia, ma anche grazie all'Unione Europea che promuove da sempre iniziative comuni che hanno consentito di superare le barriere che hanno così a lungo diviso l'intero continente. Fincantieri Caio, società statale albanese con sede a Tirana, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding per avviare una collaborazione che promuova lo sviluppo dell'industria cantieristica e navale nel paese balcanico. Obiettivo dell'intesa è creare un ecosistema industriale innovativo, sostenibile e ad alto valore aggiunto che supporti le esigenze del paese nella difesa navale e stimolare la crescita economica del territorio. Il memorandum prevede la possibilità che Fincantieri Caio collaborino per creare un polo di riferimento per la costruzione e il refitting navale nella regione. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, sulla zona montana variabile, specie nel pomeriggio, venti di brezza e temperature in lieve aumento. Temperature minime in pianura fra 2 e 5 gradi, sulla costa fra 7 e 10, le massime in pianura fra 17 e 20 e sulla costa fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.